Eccoci, buona serata, sesta puntata della nostra storia, seconda serie. Questa sera sono due gli argomenti che affronteremo con i nostri ospiti. Il primo riguarda l'essere primo cittadino, sindaco tra la prima e la seconda Repubblica. Molti forse non lo sanno, non ricordano che una volta il sindaco veniva eletto dai partiti, poi dopo la rivoluzione, chiamiamola così, politica, cambiarono anche le regole, quindi divenne, come adesso, eletto direttamente dai cittadini. Seconda parte invece affronteremo il tema del turismo, perché adesso è un'economia, anzi forse la prima economia di questo nostro Veneto. 40 anni fa era quasi inutile, inesistente, era addirittura in crisi. E allora vedremo il perché di una crisi che poi è diventata successo. Tutto questo naturalmente con i nostri ospiti, ma soprattutto subito dopo la sigla. Conclusi i festeggiamenti, chiusi i battenti, anche per la sagra del peperone di Zero Branco è arrivato il momento di tirare le somme, di trarre un bilancio complessivo. La soddisfazione fra la popolazione è unanime, se ne è fatto interprete con noi il sindaco Lucio Pasqualetto, che ha sottolineato come quest'anno si siano superate le presenze in maniera eccezionale rispetto alle passate edizioni. D'altra parte, se la matematica non è un'opinione, le cifre parlano da sé e le 15-17 mila persone al giorno che in media hanno visitato la rassegna sono un dato che non ha certo bisogno di commento. Piuttosto è il caso di evidenziare che tanto afflusso di pubblico, tanta rispondenza, hanno premiato l'impegno di quanti a Zero Branco hanno lavorato per la buona riuscita dell'iniziativa. In prima fila, nello sforzo comune, accanto alla Proloco, c'è stata l'amministrazione comunale. Dal canto nostro, ci ha detto il sindaco Pasqualetto, che è anche assessore all'agricoltura, abbiamo puntato ad un discorso di sensibilizzazione sul problema e sugli aspetti della produzione agricola, non più legato alla sola cerchia degli abitanti di Zero Branco, ma aperto agli interessi, alla collaborazione e al coinvolgimento più largo possibile, oltre che rivolto all'attenzione dei politici. Il Comune, insomma, la sua parte l'ha fatta con un contributo finanziario alle cooperative locali ed esterne presenti alla rassegna, con premi di partecipazione per tutti e con un sostegno alla Proloco. Tutto ciò, ha continuato Pasqualetto, si inquadra in una più vasta programmazione in materia affrontata dall'amministrazione comunale, che ha già indirizzato il bilancio verso specifici obiettivi e che con altre misure già adottate ed altre in previsione intende promuovere la sperimentazione e la ricerca in materia di agricoltura, dando magari, come è già avvenuto, terreni ad uso sperimentale ad alcune associazioni. Chiuso, ma solo da un punto di vista ufficiale, l'argomento del peperone, adesso i produttori di Zero Branco pensano già alle manifestazioni per un altro rinomato prodotto, il radicchio rosso. L'appuntamento è per il prossimo mese di dicembre. Lucio Pasqualetto 1980, Lucio Pasqualetto 2023, benvenuto. Grazie, buonasera. Che sensazione rivedersi. Ma non nascondo una certa emozione, perché tornare dopo 40 anni, diciamo, a ragionare su questi temi non è una cosa d'oggigiorno, ecco, perché poi rivedere i volti come quelli di Carlo Bernini, ma soprattutto è un revival un po' particolare, mi riporta indietro un po' di anni o qualche decennio. Questo fa piacere da una parte, però te ne rendi conto anche di una realtà che è completamente cambiata adesso. Ecco appunto, noi l'abbiamo convocata proprio per ragionare insieme su che cosa voleva dire essere sindaco a quel tempo in una realtà che non fosse una grande città, ma fosse comunque, diciamo così, un paese, una comunità molto più rurale, allora, e dopo naturalmente con quello che ha comportato quello che è adesso, cioè l'elezione diretta da parte dei cittadini. Però intanto, la saga del peperone, com'era a quel tempo? Perché adesso di peperone si parla molto poco a Zero Branco, si parla molto più di radicchio rosso. Mi pare di capire che lì invece era il contrario. Ma devo dire che è stata un'intuizione di alcuni cittadini locali in un momento un po' particolare in cui bisognava rilanciare non solo la questione di una sagra del peperone che poi è sorta così, ma una presenza nel territorio
quali capacità e quali possibilità c'era ancora in quel momento per sviluppare alcune attività particolari. In questo caso Zero Branco tipicamente produzione rurale e agricola, bisognava anche dare un incentivo, qualcosa di diverso. Il fatto del territorio, le fragole, il peperone, i prodotti ortofrutticoli, perché questo è il territorio che si caratterizza in Zero Branco per l'ortofrutta, c'era una nuova finestra da aprire, e questo grazie anche all'intuizione di alcuni miei concittadini predecessori. Ecco, ma però lì il radicchio rosso io ne ho visto molto poco, non era ancora quel prodotto che conosciamo. No, diciamo che il radicchio arriva dopo, qualche anno dopo, quando si viene valorizzato anche in un ambito un po' diverso l'uso, però è stato anche centralizzato la presenza del radicchio rosso di Treviso, cosiddetto, in quanto, essendo nel territorio di Zero Branco un centro anche formativo rurale, eccetera, grazie alle sperimentazioni che poi venivano attuate in atto, il radicchio rosso ha preso una dimensione completamente diversa, che, se vi ricordate, è stato anche mandato con la NASA per la sperimentazione dello sviluppo del radicchio anche in ambito spaziale, diciamo così. Appunto, voglio dire, partire da lì dove praticamente il radicchio sì, se ne parla ma non si vede addirittura, si parla invece molto del peperone, e arrivare adesso, insomma c'è una riflessione da fare su prodotti, su intuizioni, ma anche su molto lavoro. In effetti io quello che volevo, mentre continuiamo a vedere queste immagini che sono del 1980, quindi parliamo di oltre 40 anni 40 anni fa, sì, quindi certo. 43 anni fa. Io non mi riconosco nemmeno io quasi. Beh, insomma, no, qualche cappello nero in più magari, insomma, per il resto. Ecco, una festa come quella della festa del peperone caratterizzava però la vostra comunità di Zero Branco. Ma diciamo che è stata una scoperta all'interno di una comunità che ha trovato la solidarietà tra di loro, anche il senso partecipativo, perché non è stato solo una questione di un'associazione o di una cooperativa, ma scoprire che insieme si poteva forse programmare e rischiare anche qualcosa di diverso da proiettare come certezza di un'economia che in quel momento si stava anche aprendo a nuove dimensioni. Ecco. Va bene, abbiamo parlato della parte agricola per inquadrare un po' il paese di Zero Branco per chi non lo conosce, quindi un paese, una comunità diciamo così molto vocata all'agricoltura e di periferia, passiamo il termine, rispetto alla centralità di Treviso o di comunità molto più grande. A quel tempo quanti abitanti facevate più o meno? Dunque, in quel periodo Zero Branco era sugli 8-9 mila abitanti. 8-9 mila abitanti e comunque vocazione agricola. Vocazione prettamente agricola. Intanto vediamo sempre negli anni 80 delle immagini di Zero Branco e del suo municipio, sono immagini originali, non è cambiato tantissimo, però qualcosa insomma è cambiato. La caratteristica centrale è rimasta, diciamo. Rapporto con la politica, abbiamo visto Carlo Bernini amichevole, addirittura pacca sulle spalle, addirittura poi dietro c'era Tony Martin, cioè c'era la DC che qui contava e anche pesantemente, abbiamo visto anche Marton, presidente della provincia, insomma abbiamo visto un po' di notabili del tempo. La politica vista da un sindaco, mi passa il termine, di campagna. Ma diciamo così, il periodo intanto storico in cui eravamo, c'era una richiesta diversa anche del sistema amministrativo, uscire diciamo da quelle esigenze tra le persone, i giovani che in quel momento dovevano decidere il cosa fare nel futuro. Accettare una realtà prettamente agricola o aprirsi anche a nuove esigenze completamente diverse. Tanto per dire un esempio, uno dei temi della politica di allora era salvaguardare il territorio, lanciare anche questo nuovo tipo di esigenza, avere una possibilità anche di sviluppo edilizio tipico locale. Tant'è che una delle difficoltà era quella di dare alle persone che si allontanavano magari da quella realtà a costruirsi la casa in un territorio in cui doveva anche salvaguardare la propria territorialità.
una delle difficoltà politiche era questa, anche gestire, diciamo così, le esigenze del nuovo che avanza e della garanzia invece di salvaguardia di un territorio che doveva essere anche, alla fine, ha dato i suoi frutti nel tempo, con la garanzia anche del mantenimento della sua caratteristica. Ecco, un sindaco come lei comunque doveva rapportarsi con delle realtà, quindi diciamo così, iscritto alla Democrazia Cristiana, bisognava partecipare, diciamo così, agli incontri, perché solo sugli incontri poi si potevano creare delle mediazioni, magari che ne so, ottenere anche delle possibilità magari dalla regione e non solo. Per questo, intanto che noi chiacchieriamo, le faccio vedere un congresso della DC del 1981 con presenze abbastanza importanti. Non so se lei ha partecipato, ma credo di sì, perché era impensabile non riuscire a partire. Questo è Tony Bisaglia, giusto per, e quando parliamo di Tony Bisaglia parliamo di Armelin, vedo qua. Quando parliamo di Tony Bisaglia parliamo della rappresentanza del Veneto a Roma. Certo. Ecco, come si rapportava con uno come Tony Bisaglia? E soprattutto Tony Bisaglia, Ferrari a gradi. Sì, diciamo così. Due erano le rappresentanze un po' politiche e territoriali. La città, che viveva una presenza e una capacità anche organizzativa politica di una certa fascia culturale. La periferia invece, che era più pragmatica in un territorio, l'esigenza di avere un interlocutore anche territoriale e politico di dialogo aperto, una mediazione tra il centro e la periferia, che le esigenze non erano le stesse, perché i piani di sviluppo bisognava anche capire che c'era anche un obbligo organizzativo del sistema, l'esigenza di programmare la politica, di una necessità di portare delle innovazioni che a sua volta dovevano toccare il territorio più ampio. Ma giusto per fare un esempio, quando poi un signore come lei si rapportava a un Tony Bisaglia, Bisaglia diceva quanti voti mi porta a fare una cosa in questo lato, oppure era se fai sta cosa qualche voto arriva in più? Do solo una piccola esempio. Quando mi hanno chiesto di fare il sindaco a Zero Branco, non venivo da esperienze politiche, assolutamente. Ho avuto difficoltà, soprattutto per un certo periodo di tempo, capire il senso delle correnti così. Ma siccome ero stato avvicinato da un gruppo, era sintomatico che quello doveva essere di appartenenza, che non era così. Non era così, perché non conoscendo i Dorotei, i Fanfaniani, eccetera, tu sei dei nostri. Cosa significa dei nostri? Ecco, questo era il rapporto, per cui bisognava prima di tutto capire il rapporto di amicizia, poi capire anche se sei una persona che si dà da fare, alla fine rispondo alla domanda: quanto mi produci la tua presenza? E forse godevo di una certa, personalmente, stima che ho dovuto, prima anche di decidere che strada intraprendere, qual era la cosa più giusta, soprattutto a vantaggio della comunità locale, perché la rappresentatività deve avere anche un progetto alla fine finale. Allora, andiamo proprio sul pratico. Rapporto con Carlo Bernini, Presidente della Regione, prima ancora Presidente della Provincia. So che c'è un aneddoto particolare. Con Bernini si godeva di un rapporto del mio predecessore, che era Ruscica, grande amico, eccetera, per cui anche la rappresentanza territoriale c'era questo, diciamo così, facilità di rapporto e di dialogo. Molto rispettoso, diciamo così, il grande doge, per cui questa era la sua caratteristica. Per noi che eravamo peones di periferia c'era questo grande rispetto. Però lui era amichevole. Sì, lui era quello della pacca sulle spalle e del buon pranzo in compagnia, ecco, mettiamola così. Ecco. Ma è vero che gli faceva anche gli scherzi, parlava sottovoce quando lei faceva il mio primo grazie allora, della battuta, grazie della battuta. Allora, mentre raccontiamo questo aneddoto, il nostro Alessandro, che è alla regia insieme a Francesca, ci fa rivedere le immagini della sagra del peperone, perché immagino che quello sia stato uno dei primi discorsi al pubblico. Allora, nel primo discorso al pubblico cosa è successo? Allora, ero imbranato, come si suol dire,
agitato, non sapevo, è la prima volta che ti presenti un palco a fare il discorso pubblico con un ministro a fianco, che allora era presidente della regione, e con le massime autorità, e lui, mi ricordo, era alle spalle e io comincio a parlare con imbarazzo, anche difficoltà, e lui si divertiva a dire: dai che va, dai che sbaglia. E questo ha fatto sì che poi alla fine mi sono, come si può dire, incappellato. Sono caduto nella trappola. Ecco. Quindi diciamo però era anche un modo per sdrammatizzare. Insomma, per... Sì, poi aveva questo, poi alla fine era creare anche un clima di quella unità di appartenenza, ma anche del peso specifico dell'azione, che era poi banale, perché essere in compagnia, l'obbligo di portare i saluti, la rappresentanza, eccetera, per chi è abituato la cosa è semplice, ma per la prima volta è anche ammissibile, diciamo, gli errori possibili. Ecco, guardando con gli occhi di adesso i sindaci di allora e i sindaci di adesso, un sindaco giovane lo trovate tanto imbranato quando era lei, oppure le giovani generazioni sono completamente diverse? Ma credo che lo spirito sia un po' diverso. Mentre allora dovevi capire qual era anche il tuo ruolo, perché il compito del sindaco 40 anni fa aveva delle responsabilità e di incarichi completamente diversi di adesso. Non c'era la responsabilità del capo dirigente, il sindaco era a capo di tutte le azioni amministrative, per cui ti dovevi anche formare, dovevi stare attento ed eri anche magari sottoposto alle più pressioni politiche di adesso, mentre adesso un giovane parte da un presupposto anche legislativo completamente diverso, che ha una certa autonomia d'azione senza essere sottoposto, diciamo così, al ricatto che poteva succedere in consiglio con una sfiducia al sindaco se non ottemperavi agli indirizzi di partito. Allora Alessandro, Francesca, torniamo, le vediamo dopo queste immagini, perché adesso invece volevo far sentire ai nostri telespettatori e anche al nostro ospite, parlando di Bernini, un passaggio di un convegno a Padova del 1990. Lo faccio perché diciamo che il 90 comincia a essere un momento di cambiamento politico. È la crisi del partito. Sì, perché crolla il muro di Berlino, a quel punto cambiano le prospettive. Non a caso Bernini, in questo sonoro che abbiamo montato recuperandolo dal 90, parla di questo vento dall'est. Ascoltiamolo e poi ci ragioniamo sopra. In tutti c'è ora un grande bisogno di guardare indietro. Andremo soffermati sui singoli fotogrammi. È una rivoluzione del resto tutta trasmessa in televisione. Ciò assume quale punto di partenza del lungo cammino della riforma del sistema comune. Già nel suo paese, nell'Europa dell'Est, le ragioni della fine di un'epoca di Berlino, di Bucarest, di Varsavia, di Timisoara, di Mosca, che l'inverno di Brezhnev, di Siarnienko, di Andropov, la nomenclatura sulla quale esso poteva sopravvivere, i ritardi che produceva. Senza alcun successo aveva raggiunto una sua terrificante assolutezza. Alla democrazia scuote sentimenti nazionali, aspirazioni economiche e dunque la straordinaria stagione che tutti noi abbiamo il privilegio di vedere e di vivere. Ecco, lui parla sostanzialmente, io ho fatto un sunto per una questione di velocità, parla di questo passato che è entrato in assuefazione che era, diciamo, ovviamente blocco sovietico, quindi parla di questa invece democrazia ad ovest che, diciamo così, voi avete vissuto, che è la Prima Repubblica, però già si sente un sentimento che c'è qualcosa che non sta più andando. Lì un sindaco come lei come ha cominciato a percepire le cose cambiavano? Allora, devo dire che proprio in quel periodo si cominciava a ragionare sui cambiamenti anche del sistema amministrativo. Questo era il grande passaggio, perché negli anni 90, con l'introduzione poi della legge del 91, bisognava che questo si sentiva la necessità di rivedere il sistema amministrativo nella sua totalità, dando dei poteri delegati più alle amministrazioni locali, cosa che poi c'è stata anche una centralizzazione di servizi
in quel periodo, la riforma sanitaria che ha cambiato tutto il sistema, gli ospedali non sono più ospedali ma diventano aziende sanitarie e noi vivevamo, diciamo, più che il grande cambiamento sociopolitico nazionale e internazionale che era più legato agli esponenti politici, proprio quelli che della politica ne facevano il mestiere, noi lo vivevamo come risulta invece in un comportamento di cambiamento del sistema tra cittadino e Stato. Cioè, la vera rivoluzione in quegli anni non è stata tanto la rivoluzione politica, quanto proprio la rivoluzione delle regole di gestione della comunità. Certo, una cosa, ecco questa si può dire, col crollo del muro di Berlino c'è stato poi anche il crollo in sostanza della crisi dei partiti di sinistra, mancando l'interlocutore, e anche questo, quando non ho l'avversario più, diciamo così, che era ben definito, devo rivedere anche la mia posizione per i rapporti, perché cambia la società in sostanza. Ecco, ma allora torniamo un attimo al discorso, cioè negli anni 90 doppi cambiamenti, diciamo. Chi è che ha cominciato a dire non va più bene l'elezione, diciamo, del sindaco da parte dei partiti? Già all'interno delle amministrazioni pubbliche, i sindaci, cambiando il sistema amministrativo, c'era la necessità di associare i servizi, nascono le cooperative di servizio, nascono la gestione anche sociale. Una volta c'era la divisione tra sociale e sanitario, negli anni 90 viene accorpato tutto. Cioè le USL diventano consorzio sanitario. Consorzio sanitario, anche prendendo a sé anche il problema degli anziani. Prima erano cose separate e in mano tutta l'amministrazione locale. Bisognava reinventare le case di riposo che erano partite autonomamente, la capacità invece di aggregarle anche al sanitario, perché poi diventava casa un sanitario in sostanza. Quindi è proprio una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione, lì ma la gente poi l'ha percepita, perché mi sembra che sia passato un po', come dire, sopra la testa dei cittadini. Sotto certi aspetti sì, diciamo così. La gente in quel momento era più preoccupata, più che al sistema politico, a una possibilità di garanzia autonoma del proprio futuro. Guardavano più gli interessi, diciamo, che in quel momento, allora gli sviluppo delle aziende, l'artigianato che prendeva piedi in un modo diverso, la necessità anche dell'autonomia gestionale delle proprie aziende, la capacità di vedere anche l'uso del territorio in maniera diversa. Non c'erano ancora questi grandi centri commerciali, tutto il cambiamento del sistema distributivo e di economia. Bisognava gestirlo, controllarlo e nello stesso tempo normarlo, che era la cosa più difficile. Tutto questo poi però nel momento in cui la politica va sempre più in difficoltà. Non a caso adesso noi ci vediamo, contributo 07, un servizio del telegiornale, ed è dell'8 aprile 1992, quindi siamo nel momento in cui, come dire, la DC, sì, e poi la DC che perde le elezioni. Non a caso adesso noi abbiamo un'intervista al segretario della DC di quel tempo, della provinciale, ovvero Piero Pignata. Vediamo il servizio. La DC un crollo così non se lo aspettava. In una delle province più ampie d'Italia lo scudo crociato ha perso dal 10 al 15%. La riflessione all'interno del partito è già cominciata. Qualcuno avanza già delle spiegazioni. Abbiamo perso il contatto con la società civile, dice uno. Bisogna cambiare le facce, aggiunge l'altro. Non si tratta affatto di un crollo, sentenzia a sorpresa qualcun altro. La fetta più grossa di voti comunque presi alla DC è andata alla Lega. Ma perché? Lo abbiamo chiesto al segretario provinciale Piero Pignata. Ritrova che sia un voto di protesta e non un voto che invece appoggia delle proposte o dei programmi? Ma oggi come oggi mi sento di dire che è un voto di protesta. Saranno i prossimi mesi, i prossimi anni che spiegheranno se questa protesta diventa una proposta alternativa. Io ho distinto anche in altre situazioni, in altre occasioni, la differenza tra il voto alle lighe e la classe dirigente che le lighe hanno espresso. Il mio pensiero non è che le classi dirigenti espresse dalle lighe siano o non siano all'altezza della situazione, questo non lo possiamo ancora dire. Potranno essere, sicuramente per qualcuno si dovrà e si potrà dire che sono all'altezza della situazione. Però questa proposta deve diventare organica, deve diventare chiara.
Ecco, a proposito di questo mutamento del consenso, di questo spostamento di voti, molti osservano che a questo punto anche molte giunte comunali e provinciali dovrebbero essere riviste. Lei cosa ne pensa di questo? Ma su questo non sono proprio d'accordo, perché non c'è nessun automatismo tra il voto politico per il Senato e per la Camera e il voto amministrativo. Noi abbiamo delle giunte, comuni nella provincia, che vengono elette nelle elezioni amministrative del 90 e quindi per 5 anni fino al 95 debbono governare nel modo migliore possibile. Non è possibile che un voto dato per un altro organismo che è il Parlamento porti delle conseguenze meccaniche in realtà che non sono omogenee. E allora, rivedendolo adesso? No, quando è iniziato il cambiamento bisognava anche capire che questo non nasce da una protesta, diciamo così, d'osteria, nasce da un'esigenza di rapporto, di recuperare il dialogo tra cittadino e politica, cosa che in quel periodo ormai si stava scivolando, che il partito gestisce le proposte, i parlamentari da mandare a Roma, togliendo la possibilità, diciamo così, anche della rappresentanza locale, perché è l'organizzazione che deve pensare, e l'esigenza invece di far sì che la base possa poter incidere, anche chiamo base in questo caso i cittadini possono poter incidere su una scelte anche di rappresentatività. Questo ancora non era stato capito in maniera molto chiara, cosa che man mano che le amministrazioni in quel periodo, su indirizzo devo dire a mio avviso errato, perché quando nel 92 si è sciolta la Democrazia Cristiana, questo non vuol dire abdicare del ruolo che tu sei stato eletto l'anno prima, perché avevi una garanzia eccetera, ma abdicare voleva dire mettere anche in confusione l'elettorato. Secondo me è un errore grandissimo. Cioè quelli che sono dimessi, insomma. Sì, se ne sono dimessi diversi. Man mano che si dimettevano i vari sindaci di amministrazione, sul suggerimento, devo dire, errato, allora posso dire la Rosibini, che era responsabile, si verificava che al rinnovo delle elezioni la Lega man mano, senza fatica, prendeva in mano la situazione. Consegnavi il comune alla Lega, era automatico. Invece lì bisognava comunque tenere... invece tenere, vedere, ragionare e correggere. Va bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiremo parlando dell'essere sindaco tra prima e seconda Repubblica con un po' di servizi, perché si va sul pratico, veramente sul pratico. Dopo la pubblicità. Va bene. È accaduto a Zero Branco e la colpa è stata tutta della neve caduta nella prima metà del mese scorso. A farne le spese è stata la famiglia Donà, proprietaria di un'azienda agricola di 3 o 4 ettari, che ha subito danni per circa una decina di milioni con la distruzione di una serra adibita alla conservazione degli ortaggi. E adesso chi paga? Per la famiglia Donà non ci sono dubbi in merito, se ne deve occupare l'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura. Dopo la nevicata, subito il danno, vi siete rivolti all'ispettorato? Sì. E che cosa vi hanno detto all'ispettorato? Bisogna aspettare. Che cosa? Il decreto, viene fuori il decreto. Nel frattempo? Si aspetta. Ma voi vi siete anche rivolti al sindaco? Sì, ma il sindaco non è competente in merito. Le cose però starebbero un po' diversamente e ciò che è accaduto a questa famiglia può certo risultare illuminante per chi è costretto ad aggirarsi nel ginepraio di leggi, disposizioni e competenze esistenti in materia. Chiarisce infatti l'ispettorato che, in base alla legge 590 dell'81, modificata dalla 198 più recente, per eventuali indennizi a seguito di avversità atmosferiche, il danno deve ricadere su notevoli superfici, più o meno 2 o 300 ettari, ed essere esteso almeno al 35% della produzione lorda vendibile. Solo così la legge sul Fondo di Solidarietà Nazionale può essere applicata, ma nel caso della famiglia di Zero Branco è stato chiamato in causa anche il sindaco. Ed è opportuno sentire quali sono le sue competenze. In un caso del genere, signor Sindaco, che limiti di competenza ha un comune?
Beh, prima di tutto dobbiamo rammaricarci per questo caso, perché penso sia singolo. E la cosa spiacevole è quando un coltivatore diretto viene così duramente colpito da quello che potrebbe essere una calamità naturale. In questo caso del genere il Comune ha dei limiti e anche delle competenze ben precise e deve fare dei sopralluoghi, accertare se è dovuto esattamente nel periodo o dalle cause del danno, dopodiché fa una dichiarazione la quale l'interessato la inoltra alle competenze, che in questo caso è l'Ispettorato dell'Agricoltura, per quanto riguarda poi la valutazione di tutti i danni causati, insomma, e le cause ben specifiche di questo. Niente da fare dunque per la famiglia Donà che, osserva ancora l'ispettorato, ha avuto la gran sfortuna di essere l'unica ad aver subito dei danni in questa circostanza, ma la loro amara esperienza, se non altro, servirà a molti. 1987 era solo per dire che tutti vanno dal sindaco, anche adesso, ma anche già a quel tempo andavano dal sindaco a chiedere, diciamo così, aiuto. Beh, in quel periodo si andava dal sindaco per qualsiasi motivo, anche un litigio di famiglia, faccio per dire, diventava anche sociologo per le questioni. Certamente erano quelle cose, quando hai gli strumenti puoi anche operare, ma se sei privo di strumenti e devi muoverti con un sistema di bilancio vincolato anche nel dare, o c'è una possibilità diversa, altrimenti ti limita anche la possibilità di aiutare le persone. Ecco, ma ad esempio lì c'era da una parte, diciamo così, la spinta o comunque il controllo dei partiti, perché chi veniva eletto era eletto dai partiti, cioè era eletto al Consiglio Comunale. Dall'altra parte tu avevi invece le esigenze dei cittadini. Come coniugare queste due spinte? Allora, diciamo così, sono state delle cose che abbiamo discusso anche in ambito dei cambiamenti delle responsabilità, perché comunque quando noi diamo la responsabilità a un caposettore e lui si comporta in base alle normative legislative, diventa automatico la risposta e anche il risultato. Quando invece c'è il cittadino che al di là delle disposizioni chiede aiuto, e non va dal tecnico, diciamo così, va dal sindaco, perché da lui ritiene che possa avere eventualmente un aiuto completamente diverso e anche dalla norma stessa, insomma, ma trova un aiuto in questo caso di solidarietà. Qui scattano tutta una serie di sensibilità diverse, bisogna valutare. In questo caso, se posso entrare nel concetto, in quel periodo bisognava anche capire, perché avevamo capannoni, eccetera, e serre che nascevano. C'era anche, perché questo? C'era anche la necessità di reperire quegli elementi per la regolarità della struttura, che fosse anche a norma di garanzia e di sicurezza e strutturalmente reggibile di determinate cose. La difficoltà era un po' anche, a volte è anche difficoltà aiutare le persone che pur nella loro riconoscenza e nella loro bontà della gestione magari erano un po' fuori regola. Erano un po' fuori regola. È come chiedere una casa nuova, cioè il recupero economico di una casa abusiva. Però tornando al tema politico, ho fatto l'esempio, con molta... tornando al tema politico, cioè uno dice io ho i cittadini davanti alla mia porta, come ce li ho anche oggi, cioè però prima dovevo fare i conti con i partiti, prima di dirgli al cittadino posso farti questo, posso farti quello. Invece adesso si assume una responsabilità diretta. Allora la domanda è, visto adesso col senno di poi, era più difficile o più facile governare i territori rispetto adesso? Oggi è più garante il sindaco per l'autonomia che ha e di responsabilità. Allora comunque anche nel fare un'azione scelta amministrativa doveva passare per un consenso più ampio. Era il controllo del consenso dell'azione del sindaco che doveva essere mediato ogni volta. Ma allora era più facile o più difficile? Era più difficile una volta.
perché il consenso doveva arrivare da una maggioranza, anche nell'aiutare le persone. In termini di responsabilità, perché adesso il sindaco è vero che ha molta più autonomia, ma si prende anche maggiori responsabilità. Basta pensare ai TSO che adesso firma, si prendono le responsabilità. Anche prima? Quindi non è cambiata la responsabilità? Non è cambiata la responsabilità. Il sindaco ha la responsabilità totale anche prima, solo adesso è più, diciamo così, anche più identificabile la responsabilità, è più preparato. Quindi una volta praticamente uno aveva le responsabilità, però in realtà non aveva il potere decisionale, perché ce l'avevano ancora i partiti. Certo, il sindaco una volta era ufficiale sanitario, ufficiale civile, ufficiale aveva la responsabilità, ti arrivava un TSO. Con il visto del medico non potevi nemmeno interpretarlo e saperlo perché non avevi poi una competenza di riscontro e accettavi pur assumendoti una totale responsabilità. Allora, perché uno faceva il sindaco quel tempo sapendo di assumersi delle responsabilità e essere anche abbastanza vincolato? No, uno quando sono venuti a chiedermi, ecco, parlo per me stesso perché ognuno poi potrebbe avere anche esigenze in situazioni particolari, indirizzi diversi. Quando sono venuti a chiedermi, senti, sei disponibile a venire a fare, intanto l'amministratore, mi ricordo, sono venuti alcuni cittadini così, e abbiamo bisogno di te per queste cose, mi hanno chiesto, e riteniamo che tu sia la persona più adatta per risolvere questi problemi. Principalmente rimettere un certo ordine all'interno amministrativo, quietare momenti di grandi litigi anche in ambito politico, perché io sono entrato in un momento di spaccatura del partito della DC a Zero Branco in quel momento. C'era una piena crisi con spaccature e maggioranza e opposizione, era tutto saltato, per cui quietare, ordinare e rimettere, diciamo, la serenità amministrativa. Venivo poi tratto una non esperienza politica, per cui prendiamo uno da fuori che è completamente super parte. Poi mi viene in mente, Zero Branco comunque ha avuto diverse amministrazioni di sinistra. Ultime sì. Sì, ma quindi il territorio guardava più alla DC, diciamo così, di sinistra, oppure guardava alla DC, chiamiamole un po' di centrodestra, più di destra? No, il territorio, penso che non ci sia una questione politica di destra e di sinistra. Uno deve avere passione del suo ambiente, del suo territorio. Certo, che va ma di questo là. dal punto di vista del sindaco, ma i cittadini, cioè Zero Branco è più di destra o più di sinistra? No, direi che un centrodestra sostanzialmente è rimasto filo cristiano cattolico, ecco, mettiamola così, ecco. C'è di fondo una cultura laico-cristiana, ecco. Per cui anche il centro-sinistra c'è una grossa componente magari di cultura particolare che incide anche poi sulla scelta delle persone. Io credo che sia la persona che vale nel territorio locale più che la politica, ecco. Quindi diciamo non c'erano mai stati veramente comunisti al governo, ma diciamo al massimo. No, sono state coalizioni più di un certo rafforzamento per cambiare magari anche un indirizzo. Guardi, c'è questo, quando sei per tanti anni lì, la gente ha anche bisogno di verificare le diversità, ecco, eventualmente, ma sostanzialmente poi vediamo quali sono anche le persone che sono venute successure poi dopo. Ogni tanto uno prova, dopo dice no, torniamo al sicuro. Sostanzialmente anche le liste civiche rispecchiano una certa realtà che è quella, insomma, si maschera sotto la lista civica. La in realtà non è mai tramontata. Ma no, ma è come un po' rinnegare la propria provenienza. Io non mi vergogno di dire che ero della DC, anche perché sono entrato nel momento in cui il fatto di Moro, quello che mi ha attirato l'attenzione, non è stato il partito, ma un effetto, un evento, e là bisognava, secondo me, dare una testimonianza di cosa significa anche essere persona pubblica con
un indirizzo anche particolare, salvaguardare la moralità, il concetto anche del rispetto del servizio, il senso anche dell'altruismo. Questo uno lo acquisisce frequentando determinati ambienti. Comunque la molla che l'ha portata a entrare in politica a fare il sindaco è stato il caso Moro. Il caso Moro, sì. Devo dire che ha colpito tantissime persone. Mi ha sensibilizzato interiormente. No, questo non può essere. Le Biera non avevano calcolato questo effetto di ritorno, invece ha fatto l'effetto contrario. Sì. Va bene, allora, visto che il tempo è già scivolando via, raccontiamo una cosa per cui Zero Branco è stata veramente innovativa. Attenzione, il contributo è il C10, Alessandro e Francesca, Alessandro Granzera e Francesca Pezzo in regia per questa puntata. Il contributo è il C10 e parliamo di fotovoltaico. Si chiama sistema di generazione elettrica fotovoltaico. Più semplicemente si potrebbe coniare come il primo esempio al mondo di integrazione fra tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare ed antichi edifici. Non l'hanno inventato come al solito gli americani o gli stranieri, né tantomeno arriva dalla capitale. Il progetto è stato redatto da un professore veneziano, Vinicio Vianello, ed integrato a Villa Guidini di Zero Branco. Classico esempio di villa veneta, costruita nel 1700, circondata da uno splendido parco di 6 ettari. Una villa che si proponeva come centro padronale di un'azienda agricola e contemporaneamente come casa di campagna per i nobili proprietari veneziani. Ora l'edificio è sede di gruppi sociali e culturali operanti nel territorio zerotino ed è anche in programma in futuro di installare un museo della civiltà contadina. Un centro così poliedrico per le attività che si svolgono diventa così sede ideale per la ricerca scientifica avanzata e per la sperimentazione di tecnologie solari che, accomunando progresso scientifico e ambiente e risorse naturali e non inquinanti, permette di recuperare l'antico binomio villa-azienda, che è la massima espressione di un corretto rapporto fra natura, arte, attività produttive. Come ha sottolineato il sindaco di Zero Branco Lucio Pasqualetto nel corso di una conferenza stampa tenutasi in villa stamane, Chernobyl insegna. Con questo non significa andare contro il nucleare, ma piuttosto significa trovare e ricercare nuovi spazi alternativi. E questo è un ottimo veicolo energetico alternativo. Dal punto di vista tecnico-scientifico, l'impianto si presenta con notevoli caratteristiche di versatilità e diverse possibilità di ricerca e sperimentazione. È infatti costituito da diversi array fotovoltaici che permettono la raccolta di dati in 4 diverse situazioni. I pannelli generano energia elettrica esclusivamente dalle radiazioni solari, utilizzabile nella villa e nel parco con diversi scopi. All'interno funziona una centralina computerizzata che raccoglie sia i dati forniti dai pannelli che quelli forniti da una sonda per le variazioni meteorologiche. In definitiva, il sistema installato sarà in grado di fornire energia alla villa, essere centro di ricerca e raccolta dati, divenire strumento didattico per vari livelli di istruzioni, dalle elementari all'università, ospitare nuove apparecchiature per il rilevamento di radiazioni nucleari, piogge acide, diverse fonti di inquinamento dell'atmosfera. 1987, quindi Sì, 36 anni fa. 36 anni fa, diciamo così. Eravate innovativi, cioè celle fotovoltaiche, array fotovoltaici, pensa che voi, non sapevo neanche che si chiamava, che ci fosse questo termine. Com'è nata questa storia? Allora, 2 sono i fattori. Uno, che in quel periodo abbiamo avuto l'opportunità, grazie al presidente dell'Intervenente di allora, che aveva individuato Zero Branco come possibilità di questa forma sperimentale, perché è un impianto sperimentale fatto dall'Enea, allora ci siamo prestati a questo tipo di innovazione. Cioè in tutta Italia scelgono voi? C'era Ruscica, presidente dell'ente delle ville venete, volevano sperimentarla in una villa e trovare anche la disponibilità di mettere l'impianto, che non è una cosa impatto non facile, soprattutto per una cosa che non si conosce. Adesso invece è normale. Ma adesso ormai sono i tetti pieni delle case di tutti questi pannelli. Ecco, la fortuna è che abbiamo accettato il rischio della novità, che ha avuto un esito positivo grandissimo. Siamo stati
tra quelli che ci hanno creduto, ecco, alla proposta. Poi che fine hanno fatto quei pannelli là? Questi poi sono stati smontati e recuperati da un'altra parte, perché ha durato anche perché l'innovazione era talmente veloce e talmente innovativa che bisognava sostituirli e cambiarli. Con il rapporto loro hanno scelto l'esperimento ormai riuscito, l'hanno spostato direttamente in fase operativa e non serviva più tenerlo come fase sperimentale. Ma quando l'ha messa giù il sindaco, i cittadini che sono andati da lei ha detto... ho detto state tranquilli, tra l'altro era in un angolo della villa che da esternamente non si vedeva, eccetera. Poi devo dire, seconda intuizione, in quel periodo avevamo la giunta più giovane di tutta la provincia di Treviso e grazie a una giunta così non ho trovato ostacoli nel proporre qualcosa di nuovo e di importante che poi ha funzionato anche in ambito nazionale a questo punto. Siccome il tempo scivola via, altra cosa che fa il sindaco è cercare di difendere, anzi la prima cosa forse che fa il sindaco è quella di difendere il proprio territorio. Nel caso specifico voi avevate una sezione della scuola di agraria che doveva chiudere perché non stava in piedi economicamente parlando. Vediamo il servizio, è il C11 per il nostro Alessandro e la nostra Francesca e siamo già oltre, cioè 12 novembre 87 la battaglia del sindaco Lucio Pasqualetto è vinta. Vediamo. Sì. La sede staccata di Zero Branco dell'Istituto per l'Agricoltura di Castelfranco ha vinto la sua lunga battaglia per la sopravvivenza. Stamane, nella sede della scuola zerotina, attorno alla quale nei mesi scorsi si erano accese furibonde polemiche, l'atmosfera era elettrizzata. Si attendeva l'annuncio ufficiale da parte del sindaco Lucio Pasqualetto e dell'onorevole Armellin, che aveva seguito le vicende della scuola a livello romano, ma la notizia era già certa. Il ministro della Pubblica Istruzione ha dato il suo parere positivo al decreto di riapertura della scuola dopo che nell'84 un decreto diametralmente opposto ne aveva sancito la chiusura con complicatissime motivazioni di carattere logistico e amministrativo. Per 2 anni e oltre studenti, insegnanti e genitori hanno vissuto la vicenda con intensità. La scuola funzionava ma aveva sul capo la spada di Damocle di questa chiusura. Proprio nei mesi scorsi la situazione era precipitata con un continuo scaricabarile di responsabilità su chi dovesse accollarsi gli oneri finanziari della scuola e per oltre un mese i ragazzi, rischiando sulla loro pelle, non erano andati alle lezioni. Ma direi che siamo usciti dal tunnel finalmente, perché siamo riusciti ad avere la visione di quello che era stato l'inizio di una fase turbolenta, oscura, diciamo, e sconosciuta anche per quanto riguarda l'amministrazione. Il fatto della chiusura di questo istituto, che ci ha preso alla sorpresa, ci aveva amareggiati, ci aveva messo anche in difficoltà, non solo per questioni, diciamo così, amministrative, ma anche per questioni idealistiche che aveva visto la nascere e lo scopo dell'istituto stesso. Ecco. L'annuncio ufficiale della riapertura nella sala riunioni della scuola è stato accolto da un lungo applauso, dopo che il sindaco aveva esposto i termini della questione e 2 particolari motivi di soddisfazione. Uno, che ha visto riconoscere e rivedere il fatto della decisione della chiusura della scuola ancora del decreto dell'84, e la seconda fase, che direi anche la seconda e maggior soddisfazione, la validità della scuola stessa è stata riconosciuta tanto da riaprire il caso, diciamo così, e dare la possibilità a noi di riavere di nuovo questo istituto. Ora, nella complessa vicenda dell'attribuzione del peso economico della gestione, il comune di Zero Branco si è posto in primo piano. Rimane da chiarire a chi debbano spettare i cosiddetti oneri pregressi, ma su questo si attendono i risultati di un iter in corso presso la Corte dei Conti. Una vittoria che è andata avanti un po', ma adesso come è andata a finire? Diciamo così, bisognava capire. La proprietà dell'immobile era della provincia, su terreno comunale a gestione dell'IPSA di Castelfranco, per cui molto aggrovigliato il problema. Bisognava decidere chi fa cosa, in sostanza, famosa frase caratteristica di chi è, cosa facciamo, eccetera. La decisione della provincia era quella di chiuderla. Perché questo? Perché c'era anche un indirizzo organizzativo del sistema degli istituti professionali, diciamo così in questo caso, di concentrare tutto e riportarlo a Castelfranco. Per noi era una penalizzazione forte, anche perché abbiamo
coinvolto le famiglie, i genitori, iscriversi e formare le classi anche con i genitori per garantire il numero degli studenti, eccetera. Autotassazione comunale, diciamo così proprio. È uno dei primi esempi di autorisorsa locali per mantenere una struttura. Questo era anche uno degli indirizzi che sarà oggetto di dibattito nel futuro di cosa vuol dire le autonomie. Ecco, anche nella scelta, diciamo, nel territorio di certe strutture, se riconosciute, se valide, il diritto anche di gestirle era uno dei principi più grandi. Ma è anche una certa autonomia impositiva da parte del comune per poter poi sostenere economicamente. Ci siamo autofinanziati, superando quella fase economica. Il Ministero ci ha detto: va bene, se questo è il vostro indirizzo, gestitela, eccetera. Oggi è stata cambiata, perché è cambiata le esigenze, abbiamo utilizzato poi la struttura e le proprietà di cui è sorto uno dei più importanti centri sociali e assistenziali nel territorio locale. Quindi, insomma, la vocazione, diciamo così, sociale è rimasta. È rimasta. La finalità è rimasta. Anche se la scuola in realtà poi è stata... Sì, perché è cambiato, poi c'erano anche gli indirizzi completamente diversi. Però chi ha usufruito della scuola, della formazione, eccetera, sono anche le aziende più importanti del territorio. Siamo già arrivati alla fine. Senta, 2 parole velocissime. La prima. Poi lei non ha vissuto, diciamo, il cambiamento epocale, cioè con l'elezione diretta, però è stato, diciamo, promotore, perché poi era all'interno dei comuni della Marca. Certo. Ecco, quanta discussione c'è stata da parte delle amministrazioni, della politica, per arrivare alla soluzione di queste nuove regole? In 2 parole. Devo dire che eravamo più preparati come amministratori al cambiamento, tant'è che noi era già da 5 anni che si discuteva della necessità di consorziare i servizi, di gestire in maniera autonoma, perché c'era anche un costo da gestire e avevamo scoperto che se ce lo gestiamo noi il vantaggio c'era, provato. Quindi, con mano, per cui eravamo già pronti. Più si diventa autonomi anche nel piccolo, più nel piccolo le cose funzionano. Per esempio l'asporto rifiuti, faccio per dire una delle cose importanti, le case per gli anziani, sono tutti servizi nati a livello territoriale locale. Insomma, più preparati. Diciamo così, eravamo più pronti anche a gestire, soprattutto è nato il consorzio, il centro studi poi dei comuni aveva questa finalità: ci organizziamo anche per la gestione burocratica dei comuni. Questo era il grande obiettivo, di snellire le pratiche burocratiche in forma anche formativa per i dipendenti associati al centro studi, e aiutare i segretari e gli enti, i vari comuni, per gli indirizzi poi che erano formativi all'amministrazione. Legge. Ma dai vostri suggerimenti, anche dai vostri suggerimenti, sindaci della Marca si arrivati a Roma per creare questa nuova legge? Sì, purtroppo poi si è disperso a Roma, perché mi ricordo si è disperso, Roma ha fatto la grande soluzione. Cioè? Cos'è che volete? Poi è stata una delle cose di togliere le province, togliamo la burocrazia, togliamo la provincia, che era un mezzo invece locale per gestire il territorio in maniera uniforme. Vabbè, ha disperso tutto. Dico solo questa come esperienza che non c'entra, ma comunque. Avendo poi seguito un percorso di presenza politica diversa in regione, sono stato il relatore della prima legge del 1900 e proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale per la proposta della gestione delle autonomie locali. Parlo del 97. Ma di questo tratteremo una delle prossime puntate in cui tornerà, perché abbiamo anche l'immagine della regione, ce ne siamo tenuti per un'altra parte. L'ultimissima domanda è: nostalgia di aver fatto il sindaco, nostalgia dell'essere sindaco? È la più bella esperienza della vita, non lo cambio con nessun'altra esperienza. Grazie a Lucio Pascoletto, abbiamo capito insomma il passaggio tra prima e seconda Repubblica con i sindaci, però il cuore rimane sempre, perché è un servizio ai cittadini. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte affronteremo invece il tema del turismo.
Al 24, vigilia del Natale, contenti perché mi hanno dato una lettera, e poi mi preparai a aggiustare i vestimenti. Dopo mezzogiorno distribuzione del pane, 2 razioni di pane. Sobrio, sgrammaticato, essenziale, soprattutto vero. Questo è il diario di guerra di Giuseppe Giuriati, granatiere, edito per la prima volta nel 1935. Racconta le traversie di un soldato nella prima guerra mondiale. Si deve a Giovanni Comisso il ritrovamento e la pubblicazione di questo diario. Oggi la provincia di Treviso lo ripubblica nella collana Scritture Trevigiane. Questo libro perché abbiamo pensato, come seconda edizione della serie Scritture Trevigiane, di mettere in luce, intanto nell'anno del 70° anniversario della guerra del 15 e 18, un documento che riguarda questa guerra. E in secondo luogo perché riteniamo che la scoperta che Comisso fece molti anni fa, dando proprio alle stampe o comunque patrocinando la stampa di questo libro Diario di guerra, vada ripresa anche per il valore culturale e letterario che ha questa opera. La ripubblicazione del diario di guerra comprende anche uno scritto di Nico Naldini che ci racconta la città di Treviso, la sua gente, fra le 2 guerre. Naldini dice che il diario, a suo modo, è un libro assolutamente eccezionale. Sentiamo il perché. Nel mondo letterario si cerca sempre il prodotto popolare, autentico, l'invenzione popolare. Cioè uno scritto oppure una musica oppure qualsiasi forma d'arte che provenga dal popolo. Ecco, ed è difficilissimo trovarlo. Invece questo è un caso autentico. È proprio un giovane contadino di Santabona che ha scritto il diario della guerra e il diario della prigionia con un'efficacia poetica straordinaria. Partiamo da questa storia con Antonio Barzaghi perché vogliamo parlare del turismo agganciato alla cultura. Nico Naldini, i libri, poi l'assessore alla cultura Marton con cui lei ha collaborato per molto tempo. La cultura a quel tempo, stiamo parlando del 1988, della provincia dove lei comunque ha operato. Come si parte e soprattutto quanta cultura c'era a quel tempo che adesso non c'è più? Io avevo lasciato l'ente provinciale per il turismo da 2 anni, nell'86. Mi allontanai perché poi feci un breve percorso da via Toniolo a via Cesare Battisti. Ho visto con piacere l'amico carissimo Beppe Marton. Erano amministratori straordinari che sapevano coniugare armonicamente gusto per la vita, impegno civile. Era un ottimo amministratore, oggi ce ne sono ancora. Ecco, la provincia in questo caso ripubblica un libro di Giovanni Comisso, una provincia quindi molto attiva nella cultura. Come si respirava quel tempo e soprattutto che finanze c'erano poi per muoversi in alcune operatività? Sono ormai 53 anni, mi posso considerare un testimone, uno degli ultimi testimoni che tanti cari amici si sono trasferiti in altre dimensioni. Uno degli ultimi testimoni della vita culturale e non solo della Marca trevigiana. Era molto vivace, una città vivacissima, lo è ancora chiaramente, ma si respirava un'altra aria. C'era un'aria di sobrietà intanto, che dava un tono tutto particolare alla Marca trevigiana. E poi ricordo in quegli anni era un via vai continuo tra la provincia, l'ente di via Toniolo ed altre istituzioni, un via vai di personaggi straordinari, giornalisti importanti, di grandi testate, non solo italiani ma anche stranieri, e scrittori. Poi si trasferì Nico Naldini a Treviso, quindi era un punto di riferimento, perché era consulente all'Associazione Industriali, quando Tognana era presidente, Aldo Tognana, indimenticabile ingegner Aldo Tognana. E poi... Possiamo dire che la presenza, diciamo, dell'arte e degli artisti a Treviso era
veramente preponderante, perché adesso le faccio vedere un'immagine che ci riporta addirittura negli anni '80. Le faccio vedere una inaugurazione legata proprio a Comiso, tanto ve lo agganciamo, abbiamo agganciato il servizio, un'inaugurazione dove vediamo dei volti, devo dire, che hanno fatto la storia della cultura. Il contributo è il C14 per il nostro Alessandro e la nostra Francesca, immagini che abbiamo riscoperto con, devo dire, anche molto, molto piacere, nel senso che questa è l'inaugurazione di Casa Comiso. E qui, vabbè, insomma, la lapide è quella che noi troviamo, che possiamo vedere passeggiando, diciamo così, sul sottoportico dei Buranelli. Però a presenziare a questa inaugurazione ci sono dei volti, devo dire, che fanno parte della storia. Beh, questo è il sindaco Mazzaroli, poi... altro grande personaggio. Esatto, personaggi nazionale. Ecco qui ad esempio abbiamo poi quello che è diventato il ministro Bruno Visentini, ma poi abbiamo degli altri volti della cultura e dell'arte, degli artisti non indifferenti, tanto vero che poi madrina della situazione, la vediamo là in fondo ma poi la vedremo meglio, è Giulietta Masina. Masina che era la mia madrina dell'inaugurazione, adesso li vedremo tutti un po' meglio perché questo è sempre Federico Fellini, per dire, no? E poi in fondo, lo vedremo meglio, c'è anche Mario del Monaco, quindi diciamo un fermento di cultura in quel tempo. Si dovrebbe anche vedere Bruno Visentini. Sì, adesso tra un po' lo vediamo, però era per dire, l'arte c'era, gli artisti c'erano, ecco qua Giulietta Masina che fa da madrina e legge, purtroppo l'audio, a quel tempo le telecamere non avevano l'audio ambiente, quindi non possiamo sentire l'audio. Però... Artisti trevigiani, ecco, molti, ma anche artisti che frequentavano i luoghi trevigiani. Io ricordo per esempio il ristorante Dalino a Sorighetto, era un punto di incontro formidabile, vedere la Totti dal Monte alla cassa ad esempio. Pagare il conto e trovare la Totti dal Monte, incrociare una grande cantante lirica, aveva calcato le scene di tutti i teatri del mondo, era un fatto insolito. Eppure Treviso ha dato questo al mondo culturale. Ma ancora continua a dare qualcosa. Ecco, allora certo, i tempi sono cambiati. Ecco, i tempi sono cambiati. Cambiano tante cose. Volevo rimanere ancora un po' lì per parlare appunto di turismo e cultura, perché adesso parliamo di Palazzo Scotti. Riusciamo a parlare di Palazzo Scotti? Allora, Alessandro, passiamo al contributo 20, perché il 13 novembre dell'87 si inaugura la PT di Treviso dopo una riforma fatta dalla... un momento particolare. Vediamo intanto il servizio e poi lo commentiamo. Come si conviene per la nascita di qualcosa che si spera essere utile ed importante, c'erano davvero tutte le autorità trevigiane ed anche il presidente della regione Carlo Bernini stamane a Palazzo Scotti per l'insediamento dell'azienda di promozione turistica di Treviso, la cui struttura presieduta da Giampaolo Miotto è già al lavoro da 4 mesi. Mancava però il battesimo e la solenne cerimonia è stata anche, se non soprattutto, l'occasione per delineare intenti, obiettivi e spunti per un lavoro che ha il colossale obiettivo di rilanciare in chiave turistica una Treviso che in quest'ambito è tristemente ultima nel panorama delle città venete. Numerose ed ambiziose le idee in cantiere. In primis, ha sottolineato Miotto, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della città, la realizzazione di un sistema integrato di informazioni turistiche, l'organizzazione di iniziative in proprio e la partecipazione a quelle a più ampio respiro, che possano imporre all'attenzione la peculiarità di una piccola ma profondamente caratterizzata città d'arte come Treviso. Altra impresa titanica, attirare i flussi turistici in città, togliendo però le negative caratteristiche dell'occhiatina fugace. Insomma, il turista a Treviso può divertirsi anche soggiornandovi per qualche giorno invece che per qualche ora. Occhio di riguardo anche ai giovani, nei quali si nota un crescente interesse per la vacanza di tipo culturale e ai quali si deve dare quindi una struttura organizzata
organizzata per poter risiedere in città. Non è mancato da parte di Bernini e di Miotto un commosso ricordo di Bepi Mazzotti, per tanti anni direttore del disciolto ente provinciale per il turismo e primo sponsor di grande statura culturale e morale delle bellezze del capoluogo della Marca. Allora, questo servizio per cominciare a inquadrare che cos'era la struttura, diciamo, di supporto turistico visto dal punto di vista, diciamo così, degli enti. Come si lavorava per il turismo? Intanto la proiezione di questo breve flash mi rimanda con la memoria a un incidente diplomatico di altissimo livello. Sì, che penso ormai di essere l'ultimo testimone, ma anche con una proiezione nazionale non potevo adattarmi ad una dimensione più locale. Ecco, allora, perché dobbiamo prima spiegare. Allora, Palazzo Scotti viene inaugurato, però la PT cosa diventa? Comunale? Prima era regionale. Come funzionava? Insomma? La provincia fu smembrata dal punto di vista delle organizzazioni turistiche. Una PT a Treviso, una PT nell'Oppidì Argino, una PT ad Asolo. Le finanze rimasero immutate, la provincia aveva molte disponibilità finanziarie, non è la provincia di oggi. E io ricordo che già negli ultimi anni della mia direzione all'ente turismo, grazie all'amicizia e alla stima che mi legava al presidente dell'epoca e all'assessore alla cultura, riuscivamo a mettere in campo programmi comuni, quasi sempre ideati dal sottoscritto, e la provincia sosteneva le iniziative anche all'estero, iniziative importanti, iniziative anche editoriali, missioni all'estero, mostre, eccetera. C'era un problema perché si parla di un problema, diciamo, di crisi del turismo, cioè sì. Come funzionava quel tempo? Perché adesso qui noi stiamo cercando di analizzare il passato dalla crisi del turismo a una regione, una Ma la provincia. crisi più che altro era una crisi mancanza di risorse economiche, quindi chi era più bravo riusciva a raccogliere finanze, sostegni, poi le idee, sì, qualcuno cercava anche di altrove, ma la cosa importante era avere idee. Quando le idee sono buone arrivano anche le risorse. Appunto, proprio perché si parla di idee. Però non sempre c'era questa coincidenza. Ecco, andiamo al. Treviso si è salvato. Ecco, andiamo invece come tema del turismo, andiamo al primo servizio che abbiamo trovato scavando, perché siamo in continua ricerca nei nostri archivi, quindi arriveranno cose anche più, diciamo, datate. Però per il momento noi abbiamo recuperato un servizio del 12 dicembre dell'86 con un convegno fatto a Villa Franchetti che dice servizio da dove ripartire con il turismo, e lì ci sono i commercianti che danno le loro idee. Vediamo il servizio insieme. Per dar l'idea della situazione turistica in provincia di Treviso non c'è bisogno di troppi riferimenti alle statistiche, già che essa è sotto gli occhi di tutti. Sue caratteristiche più evidenti, presto detto, insufficienza di sviluppo e scarsa valorizzazione ed utilizzazione delle risorse esistenti. Proprio al fine di cercare contributi di idee per uscire da tale situazione, la Confcommercio ha organizzato un convegno tenutosi questo pomeriggio a Villa Franchetti, invitando allo stesso tavolo studiosi, operatori del settore e rappresentanti di enti nonché politici. Non siamo qui per riproporre la solita aria fritta, tipica dei simposi più ambiziosi, ha sottolineato il presidente dell'Unione Commercianti Gino Fantin. Abbiamo solo voluto riunire le forze, animandole con la volontà e le idee, al fine di individuare le linee di un possibile sviluppo turistico di Treviso e della sua provincia, sulla scorta di analisi e studi che vengono a rivestire di luce nuova i numerosi tasselli dell'argomento o addirittura a scoprirne di nuovi. Che il turismo, d'altro canto, abbia tutte le carte in regola per diventare nel prossimo futuro la più importante fra le industrie sembra poi cosa fuori di discussione, ma il primo passo, risalendo la china, è quello di imparare a gestire le risorse. Questo in termini generali, ma scendendo nella realtà locale, quali sono le risorse da mettere a frutto? Risponde uno dei relatori del convegno, il professor Paolo Costa, ordinario di programmazione economica a Ca' Foscari.
ognuna delle realtà locali che sarà capace di utilizzare al meglio le proprie risorse, quali risorse? Le proprie capacità di attrazione, di colpire l'immagine, di colpire la fantasia, di colpire la maggior cultura che si diffonderà e che porterà la gente a venire qui piuttosto che da un'altra parte. Questo è il primo punto, quindi occorre immaginare accertare con molta attenzione quali sono queste risorse e fare in modo che queste vengano conosciute. Questo è strategico. Una volta che questo succeda, se la gente arriverà, allora poi bisognerà stare attenti a fare in modo che quando questi vengono o quando questi verranno e trovino il massimo di interesse nella realtà locale, trovino il modo di spendere quanto più potranno, e questo sarà l'effetto benefico sull'economia locale, e occorrerà stare attenti però che questo succeda senza andare oltre i limiti che, facendo perdere le caratteristiche naturali, ambientali, culturali locali, le sue origini primarie, non possa poi tradursi in un effetto di boomerang, un effetto negativo. Il convegno, oltre agli interventi di Franco Posocco, Angelo Baldi, Adriano Madaro, Angelo Marchetti e Giuseppe Marton, ha avuto un momento particolarmente interessante attraverso la relazione svolta da Pio Grollo, autore di un'interessante ricerca sulla realtà e le prospettive del turismo nella nostra provincia. Un lavoro, ha rilevato lo stesso autore, che ha inteso colmare una lacuna, la mancanza di studi o perlomeno di dati sistematizzati sul fenomeno turistico nel Trevigiano. Antonio Barzagli, allora, rivedendo questo servizio, abbiamo sentito Paolo Costa che dice dobbiamo trovare i punti di forza per far arrivare i turisti e poi dobbiamo stare attenti che questo non cominci, cioè che non ne arrivino troppi per cui ci rovinano. Mi sembra di vedere, diciamo, quello che succede a Venezia adesso. Il punto di forza è avere idee vincenti, guardare lontano, saper guardare, avere una visione. In fin dei conti i soldi poi si trovano per fare investimenti. È tutto qua. Non sempre le due cose si incrociano e quindi l'idea poi resta nel cassetto. Ma lì si trovavano i soldi a quel tempo? Cioè, oppure le idee che venivano presentate non erano capite e apprezzate? Ma trovare un giusto equilibrio. Io penso che Treviso l'abbia trovato il giusto equilibrio. Penso che l'abbia trovato. Bisogna fare anche un passo in più. Allora noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprendiamo sul tema del turismo del passato, prospettive per il futuro, guardando proprio anche a delle attività alternative, quindi premi, quindi valorizzazione di quella che è la nostra cultura. Perché... Sì, ma anche produzione particolare. Adesso ci sono delle piattaforme, ad esempio si sta, ma anche se con come dire, livelli estetici a volte discutibili, ma i podcast sono uno strumento formidabile, soprattutto per i giovani. Fermiamoci per un po' di pubblicità. E su questo stiamo lavorando. Pubblicità. La Regione Veneto ha stanziato 6 miliardi per migliorare e rilanciare l'immagine del Veneto nel mondo. Un'immagine che andava perdendo il suo fascino più o meno discreto, a giudicare dal calo del flusso turistico negli anni 83-85. In quegli anni, infatti, gli stranieri avevano dimostrato di preferire altre spiagge o altre montagne rispetto a quelle offerte da casa nostra. Naturalmente la cosa non piacque all'assessore Panozzo, responsabile del turismo in regione. Così si cercò di correre ai ripari, migliorare il look, come si suol dire, o meglio l'immagine della nostra terra presso i danarosi clienti europei ed extraeuropei. Lo sforzo compiuto, assicura l'assessore, ha dato buoni risultati. Infatti i turisti sono tornati a frotte nel paese del sole e dell'aria pulita, almeno nei Deplians. Ma non basta. Una ciliegia tira l'altra, così Panozzo ha deciso di far lievitare ulteriormente il turismo per il prossimo triennio 88-90. Come? Intanto investendo una consistente fetta del bilancio regionale, 6 miliardi, che saranno spesi non soltanto per una pubblicità mirata tipo tour operators, ma puntando soprattutto sul grosso pubblico, la cosiddetta opinione pubblica. Per raggiungere queste masse la Regione propone una serie di giornate venete per presentare in grandi centri urbani all'estero ciò che di meglio offre il nostro
nostro mercato da un punto di vista commerciale e ambientale, culturale, folcloristico e gastronomico. Verrà a tale scopo acquistato un camper che funzionerà come ufficio mobile di informazioni turistiche per l'Italia e l'estero. Sarebbe troppo lungo elencare le iniziative particolari che rientreranno nel budget regionale. Vanno dalla partecipazione a borse e fiere internazionali al contenimento dei costi del traffico aereo, al sostegno a manifestazioni in centri storici ed artistici nel Veneto. I 6 miliardi non serviranno soltanto, a quanto pare, per sedurre i turisti esteri, ma anche per il turismo interno, dato che sono in calo le presenze italiane nella nostra regione, che tutto sommato rimane tra le più suggestive. Decisamente un servizio fuori dal tempo, perché adesso è esattamente il contrario. Adesso la regione non so se si spende 6 miliardi per fare promozione, però invece è il contrario, deve quasi tenere, almeno su Venezia stiamo andando al numero chiuso per riuscire ad andare a visitarla. Allora, seconda parte per parlare di questo turismo, dalla crisi al successo. La domanda che mi sono sempre fatto, ma cosa ci fa una persona che è partita da Napoli per fare il dirigente del turismo nella Marca Trevigiana? Come è arrivato Antonio Marzaghi qua? Dopo la laurea in scienze politiche a Napoli mi trasferì nel Veneto, dovevo fare tutt'altro, poi mi hanno fatto anche un'offerta per iniziare una carriera universitaria, mi occupavo di economia e di scienza delle finanze. Tutt'altro, sì, mi appassionavano tremendamente anche durante gli anni universitari. Poi un amico, ero già insediato a Treviso, ma non ancora all'ente, mi trascinò consenziente comunque a Trento. Ricordi a metà degli anni 60 cos'era l'università l'Istituto Superiore di Scienze Sociali a Trento con Francesco Alberoni, quindi ho fatto anche questa esperienza, ma sono sempre stato molto curioso, dovevo capire alcune cose, quindi così 2 o 3 anni, poi una volta che ebbi un ruolo istituzionale tagliai i ponti. Ricordo poi feci Mazzotti, doveva andare, no, Mazzotti doveva andare, era sul punto di andare in pensione. Parliamo di Beppi Mazzotti, che è un'istituzione, è quello che di fatto ha inventato il turismo qui. Un missionario straordinario, mezzo romagnolo, mezzo trevigiano, quindi figura di che cocktail straordinario era venuto fuori. E lui insomma era quello che aveva in mano, che aveva già capito che il turismo sarebbe stata la macchina. Aveva capito tutto. Per esempio anche l'importanza in quegli anni. Tu pensa ai festival della cucina trevigiana, unico esempio, non esisteva. Oggi va tanto di cucina, tutti i programmi televisivi, chef dalle 7 del mattino fino a mezzanotte in televisione, dipendono anche opinionisti, immagina. Aveva intuito che era uno dei fattori propulsivi, degli elementi importanti per promuovere questo territorio. Sì, poi però Mazzotti ovviamente fatto bene. Poi però Mazzotti va in pensione. Poi però Mazzotti va in pensione. Sì. E quindi? Per raggiunti i limiti di età, si diceva all'epoca. Avevano fatto un concorso all'ente, un concorso nazionale. Un amico mi dice, ho letto che c'è questo concorso, guarda che io non conoscevo, allora Mazzotti, mi feci spiegare chi era il personaggio, lessi alcune cose, mi innamorai del personaggio, feci il concorso, lo vinsi e per 2 anni sono stato un suo assistente. Ecco, cosa voleva dire lavorare come Mazzotti? Non ti insegnava niente, dovevi guardare, saper guardare, saper osservare. Rubare con gli occhi, si dice. Rubare con gli occhi, sì. Se hai la vista guarda, se sai guardare osserva e quindi tutto quello che poi messo a frutto negli anni successivi nasce da questa, perché uno che parte dalle scienze politiche, scienze finanziarie. Ricordo la prima riunione, perché a Venezia era l'EPT di Venezia, si organizzavano le riunioni di tutti e 7 i direttori degli enti turismi del Veneto. Mi ricordo la prima volta l'amico direttore, molto più anziano di me,
di Venezia mi dice: ah, povera Treviso, adesso un napoletano, cosa succederà? Cosa succederà? Vedrai tra poco cosa succederà. E lì sono partite tutte le iniziative per rilanciare il turismo. Però io volevo capire una cosa: in quel tempo ci si credeva al turismo oppure era talmente forte la spinta dell'industria per cui si doveva fare e, diciamo, investire nel territorio, investire nella promozione? No, si credeva. Io ricordo, scelsi una strada alternativa che mi consentiva di, una volta prodotta l'idea, di poterla realizzare praticamente senza spendere una lira. Un esempio, va per tutti, perché questo è molto significativo, che solo io penso di aver fatto. No, in Italia c'era qualche altra regione, però con le modalità trevigiane no, perché io poi innestai delle varianti. Con l'ufficio stampa estero dell'Alitalia, era un amico, avevo conosciuto questo funzionario dell'Alitalia, diventammo molto amici, era il capo dell'ufficio stampa estera, poi conobbe anche il capo della comunicazione, nei personaggi straordinari. Allora gli fai la proposta: facciamo così, voi scegliete dei giornalisti importanti di grandi testate europee nord-atlantiche, parliamo di grandi capitali europee, Stati Uniti, Sud America, Australia e Giappone, li imitate, li portate in Veneto, a spese ovviamente della compagnia di bandiera, era ancora forte nell'Italia, va bene anche perché parlano bene della vostra compagnia. Noi offriamo tutta l'ospitalità e fanno 3 giorni in provincia di Treviso. Il gran finale a Venezia via Sile. Quindi tu immagini, dopo aver visitato la provincia di Treviso circa 3 giorni, poi l'ultima si arrivava a Venezia non seguendo la strada del Terraglio, ma lungo questo corso d'acqua straordinario. Ricordo una volta un giornalista mi disse: qui sembra di essere in Amazzonia. Ma questi sono luoghi favolosi, ma gli articoli, ma non una segnalazione, è pagine intere. Ma tu ti rendi conto sulla stampa tedesca? Di che anni? Sulla stampa newyorkese. Di che anni? Che anni siamo? Siamo negli anni 80, all'inizio degli anni 80, a parte questo progetto. E questo per quanto riguarda il trasporto. E la scelta dei giornalisti è sempre impeccabile ad altissimi livelli. Poi c'è l'ospitalità. Allora richiedo a ristoratori importanti e ad albergatori: ospitateli, noi non possiamo, ospitateli voi, ma senz'altro. C'era tutta un'altra visione, oggi sarebbe quasi impossibile. Io ricordo ancora un episodio che spiega tutto. La Tesoria Solana, che non esiste più da anni purtroppo. Io ero innamoratissimo di quel luogo e dei prodotti. Penso di essere ormai l'ultimo che era ancora nei cassetti prodotti della Tesoria. Io e mia moglie abbiamo ancora questo disco gelosamente. E quindi appena era possibile si doveva parlare della Tesoria. Era un luogo magico, tutti si innamoravano. Ricordo ancora la signora, la proprietaria della Tesoria, mi disse: dottor Balzani, ma per carità, non parli più, non faccio più parlare della Tesoria, io non ce la faccio più, mi chiamano, persino mi ha telefonato ieri una giornalista dagli Stati Uniti dicendo se poteva occuparsi di, conosceva una importante amica, si occupava di moda, aveva una catena di negozi, se posso produrre stoffe della Tesoria per questa. Ma io come faccio? A stento faccio le sciarpette per lei, sì, anche perché la Tesoria Solana ospiti e per altre poche persone che vengono a visitare. Ancora il legno, avevamo il telai in legno manuale. Capisci? Voleva che la signora producesse centinaia, migliaia, ecco,
Quindi la eco. Quindi diciamo la comunicazione è fondamentale, però saperla guidare bene, e non è detto che si debbano fare dei grandi investimenti. Siccome il tempo scivola via e abbiamo già saltato tante situazioni, e però parliamo di Asolo, visto che si parla di tesoreria asolana, il contributo è il C22 ed è un contributo un po' muto, un po' sonoro, perché volevo capire se sulla scia turistica la presenza di grandi nomi, di grandi volti o di volti storici è importante. Allora, proprio per questo sul C22 Alessandro e Francesca noi cominciamo a far vedere le immagini, perché l'RVM è muto, questo è Asolo, e sulla presentazione di Asolo noi abbiamo trovato per il 9 maggio dell'89 l'arrivo di Maria José, che è la regina d'Italia, la vediamo qua, che viene in visita proprio ad Asolo, ed è un documento, devo dire, che non si vede tanto spesso. Noi l'abbiamo recuperato dalle nostre teche, ed è stata questa visita. Adesso c'è il presidente Innocenti che appunto la accoglie, lei poi farà un giro per la città, vedremo delle immagini, e c'è l'unico passaggio in questa diciamo, questa serie di immagini abbiamo recuperato, dove proprio si sente la voce del presidente che la accoglie. Poi qui siamo a Villafreia, giusto per intenderci, e qui abbiamo invece il passaggio, poi il passaggio con la città che la applaude, quindi c'è un'attenzione, oltretutto c'è stata, presumo, anche un'attenzione mediatica, perché comunque era ed è nella storia l'ultima regina d'Italia, che qui siamo all'interno del Duomo di Asolo, e la vedremo tra un attimo che si ferma, nonostante l'età, si ferma ad ammirare le bellezze. Quindi abbiamo un luogo storico come Asolo, abbiamo anche una persona, una personalità, mi viene da pensare appunto quanto l'importanza di poi c'è Zamperone, non so se abbiamo qui quindi il benvenuto a una signora che ha tante buone qualità personali, ma siccome siamo convinti che un popolo non ha avvenire se non sa ad avere anche memoria storica, noi diamo il benvenuto a Sua Maestà la Regina d'Italia, che è stata Regina d'Italia. Grazie. Passaggio importante politicamente parlando, perché voglio dire, parlare di Regina d'Italia a quel tempo, figurati oggi cosa avrebbe scatenato, figurati. Invece di allora l'altra domanda è, Innocenti, tra l'altro mi ha fatto piacere di vederla, era un fine politico, mente. E in effetti non a caso lui dice una bella mente. La cosa che mi ha colpito è questa frase, no? C'è uno non conosce proprio il passato, non ha futuro. Siamo sempre lì, il motivo per il quale noi facciamo questo programma, perché testimonianze come la sua sono fondamentali adesso ma anche in futuro. Allora, tornando al nostro concetto, turismo, territorio, però servono allora anche quelli che noi chiameremo oggi gli influencer? Gli influencer, nel senso le personalità, le persone famose che poi influenzano adesso magari con i social, cioè se viene la Ferragni, voglio dire. No, possibilmente non quelli. No, vabbè, li lasciamo per altre. Allora sì, molto intelligente questa osservazione. Ma gli influencer a quell'epoca erano altri. Erano un altro modo di essere influencer. Erano un altro mondo, erano altri. Perché stiamo arrivando verso la fine. Scrittori del nostro territorio, scrittori che come dire, sono ancora incarnati e rimarranno nella storia del nostro territorio, come veicolo, diciamo così, di promozione del nostro territorio oggi. Allora, nei nostri archivi abbiamo recuperato un servizio dedicato a Goffredo Parise, visto che poi segretario del premio Parise, ed è, diciamo, una chicca, una particolarità, perché qui abbiamo un pezzo dell'intervista della mamma. Che secondo me non si trova in giro. Il contributo è il C23 per il nostro Alessandro, e si parla della mamma di Goffredo Parise a casa Parise un anno dopo la morte di Goffredo Parise, quindi siamo il 31 agosto dell'87, e c'è anche il sindaco di Ponte di Piave che dice faremo delle iniziative, cominceremo a mettere in piedi, cioè Gino Redigolo, che poi noi troveremo nella nostra storia per altri incarichi, perché lui poi come dire, è entrato nel mondo della sanità locale. Allora vediamo questo servizio, il C23, poi lo commentiamo.
Mamma Ida, 80 anni, non ci vuole ancora credere. Il suo Edo per lei vive ancora e con gli occhi fermi che da qualche anno non vedono più cerca almeno di intuirlo in quel giardino che racchiude gli ultimi segreti di suo figlio. La madre di Goffredo Parise stamane a Ponte di Piave ha sostato per lungo tempo davanti alla scultura del Brancusi, ai piedi della quale lo scrittore scrisse che dovevano essere deposte le sue ceneri. 80 anni, ma una donna forte, decisa, convinta, per certi versi amareggiata di fronte ad alcune situazioni che l'hanno vista da sola e ai margini piangere la morte di suo figlio che ricorda così. Era molto intelligente, un po' rabbiosetto, un po' scorbutico, ma lui aiutava tutti quelli che poteva. Domani intanto nella casa di Via Verdi inizieranno i lavori di adattamento per far sì che il luogo che Parise tanto amò diventi il centro di studio e di cultura Goffredo Parise, così come egli stesso scrisse nel suo testamento. I lavori, che si concluderanno entro un mese, interesseranno il piano superiore. Il progetto prevede una sala biblioteca specializzata in letteratura del Novecento che potrà servire anche come sala per incontri e dibattiti, una sala destinata all'archivio Parise ed uno speciale ambiente di conservazione per i manoscritti, autografi ed altri documenti originali dello scrittore trovati in casa dopo la sua morte. Il pian terreno, con le stanze dove si svolgeva la vita di Parise, resterà tale e quale, come egli stesso lo aveva disposto e pensato, e verrà aperto al pubblico. In questo periodo di tempo, a parte le formalità burocratiche che abbiamo dovuto sostenere per acquisire l'eredità, ci siamo dati da fare per mettere in piedi questo centro di cultura, mettere insieme quelli che erano i vecchi amici di Parise che ci daranno la necessaria consulenza. È stata recentemente istituita un'associazione a cui aderiranno appunto tutti gli scrittori e amici di Parise, in più dovrebbe aderire il comune di Ponte di Piave, l'amministrazione provinciale di Treviso e il comune di Vicenza che è il suo comune natale. Questa associazione si propone l'obiettivo di far conoscere l'opera di Parise, di creare attorno alla sua casa una serie di incontri di persone che vogliono approfondire e Parise e la letteratura italiana, ma particolarmente veneta del Novecento. Parise in qualche modo dunque vive ancora, i suoi libri e questo centro di cultura terranno vivo il suo ricordo. Abbiamo recuperato questo pezzo proprio per parlare di Goffredo Parise, quindi parlare degli scrittori, dei premi letterari di cui lei sta portando avanti. Molto emozionante vedere la mamma di Parise. Sì, insomma, fa parte un po' delle nostre te che non si trova in giro. Me lo darai questo pezzo perché lo proietteremo il 10 giugno al Teatro Comunale in occasione dell'omaggio. Devo dire fa comunque effetto, no? Allora, tornando a noi, la cultura, in questo caso attraverso ad esempio un premio letterario, quanto veicolo è nel turismo di oggi e soprattutto come lo sarà per domani, visto che qui si brucia tutto in tempo zero, quindi anche le novità attraverso la comunicazione durano pochissimo e quindi la gente poi, bisogna essere sempre attivi a creare sempre nuovi stimoli. Sì, ti dirò. Possiamo partire perché siamo in chiusura, devo dare anche il via per i titoli di coda, quindi possiamo partire con i titoli di coda. Sentiamo la considerazione. No, è interessante quello che mi chiede. Io non credo tanto ai premi letterari, che poi alla fine diventa una sorta di marketing editoriale. Però in questo caso un premio legato ad un grande scrittore internazionale, un scrittore particolare, un irregolare tra l'altro, e costruendo intorno una serie di eventi può essere un'ottima scelta culturale. Nelle 6 edizioni, ormai siamo alla 7ª, ce la celebreremo il 10 giugno, nelle 6 edizioni precedenti ho visto sempre un interesse crescente da parte dell'informazione su questa iniziativa. Non è tanto Parise
quello che ha scritto, soprattutto i reportage, perché il nostro premio è legato al Parise giornalista, ai reportage di Parise. Ma l'attenzione al mondo dell'informazione, al mondo del giornalismo d'inchiesta, che è un giornalismo tutto particolare. Quindi il giornalismo è comunque il veicolo per la promozione del turismo, oppure è... Sì, perché può diventare una sorta di passaparola. Il caso più semplice, i premiati che vengono a Treviso, tutti i giornalisti di alto livello, i giornalisti che vengono a Treviso hanno voglia di ritornare. Di parlarne con altri colleghi. Si sta creando una sorta di club di penne vagabonde di alto livello, che poi si danno appuntamento a Treviso, pensano di venire a Treviso, vogliono ritornare. Ultimamente Lorenzo Cremonesi si è tenuto 2 giorni da reduce da Kiev, prima di ritornare a Kiev si è venuto a riposare, poi non sono stati giorni di riposo perché sono stati 2 giorni tremenda. Verrà Riccardo Staglianò alla fine mese, si tratterà anche lui 2 giorni. Quindi sono tutte presenze per la scuola di reportage. Però parleranno anche di Treviso, ritorneranno per servizi su Treviso, ma servizi particolari, con un taglio molto particolare. Poi Staglianò si occupa di nuovi prodotti di comunicazione, quindi questo è molto importante, mi fa molto Quindi il piacere. veicolo per la promozione del turismo nel nostro territorio, il futuro del turismo è comunque nella comunicazione. Molto nella comunicazione, però bisogna trasmettere un concetto soprattutto di bellezza, di armonia e di bellezza. Questo è interessantissimo, di armonia e di bellezza, che non tutti si possono permettere, di quiete, di armonia, di bellezza. Grazie ad Antonio Barzaghi, grazie a tutti voi per l'attenzione, come sempre noi ci vediamo tra 7 giorni.